Il presidente statunitense Biden mette in dubbio le vittorie annunciate da Mosca e stanzia altri 800 milioni di dollari in aiuti militari a Kiev. Silvia Balducci. L'ultima spedizione è partita dalla base di Dover nei giorni di Pasqua. Munizioni, armi ed equipaggiamenti diretti verso l'Ucraina, ma non è finita. Il presidente americano annuncia nuovi aiuti, altri 800 milioni di dollari per permettere agli ucraini di combattere nel Donbass. La nostra unità in patria, con gli alleati e con il popolo ucraino, manda un messaggio chiaro a Putin. Non riuscirà mai a dominare e occupare tutta l'Ucraina. Non vincerà. Nel pacchetto ci sono artiglieria pesante, decine di obici e 144.000 nuove munizioni. Alla CNN il Pentagono annuncia anche droni fantasma sviluppati proprio per questa guerra. È la fase 2 del supporto militare all'Ucraina e coinvolge molti dei paesi alleati. Non più solo armi difensive, ma anche cannoni, mezzi blindati, tank ed elicotteri. La recrudescenza del conflitto ha convinto ormai anche l'opinione pubblica americana, purché non si tratti di inviare soldati sul campo. All'inizio dell'invasione gli aiuti erano prevalentemente questi: missili anticarro come i Javelin o gli Stinger terra-aria, insieme a fucili, mitragliatrici, visori notturni e caschi. Ma ora tutto è cambiato, prevale il senso d'urgenza. L'offensiva nel Donbass, ha detto Biden, sarà localizzata ma feroce. Intanto emergono nuove prove delle atrocità commesse dall'esercito russo nelle città occupate. 2 fosse comuni scoperte a Borodianka, nel nord-ovest di Kiev. In diretta l'inviata della RAI Emma Farnè. Emma.